Bentrovati amici della Wii Sport, Antonio Correa per raccontarvi della 15ª giornata del campionato allievi regionali. Il girone C dal Garden Sport di Miri vede la sfida tra gli invincibili di Mister Cosimini, il Città di Messina e la Tirrenia. Da una parte la capolista del girone, i giallorossi, che a quota 36 punti in classifica vengono dall'importante successo sull'ostico campo di Santa Teresa contro la Ionica firmato Simone Spuria. Dall'altra parte invece la Tirrenia, dopo la vittoria per 2-1 contro i Giovani Leoni, è adesso a quota 22 punti proprio sopra la zona calda del girone. Andiamo a scoprire 22 in campo, partendo dal Città di Messina, che schiera Forestieri, Gulletta, Puleio, Cordaro, Dama, Grasso, Majorana, La Fauci, Spuria, Cafarella e Motta. Dall'altra parte risponde la Tirrenia con Nastasi, Ruggeri, Abate, Le Donne, Cafeo, Ferraro, Zappia, Balaia, Golli, Dimento e Beatino. Classica divisa bianca, inserti giallorossi per il Città di Messina, che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri videoschermi in questa prima frazione. E la prima occasione è quella utile per trovare il gol del vantaggio. Schema da calcio d'angolo, ci sono un paio di veli in area di rigore, ne approfitta il capitano Cafarella per portare in vantaggio il Città di Messina. Bellissimo il suo destro, ma è ottimo lo schema preparato dai ragazzi di Mister Cosimini, che trovano subito il vantaggio, continuano ad attaccare e ci provano un'occasione dalla distanza. Ancora una volta il Città, affidata al numero 11 Motta. Poi Tirrenia dall'altra parte con questo tentativo sul calcio punizione che arriva fuori aria, ci prova Zappia con il mancino, il pallone però si perde sul fondo. Timidi accenni di ripresa ancora una volta da calcio da fermo per la Tirrenia, con il pallone che arriva sul secondo palo dopo una deviazione, va a attraversare tutta la linea dell'area di rigore, non trovando però il gol. Dall'altra parte invece sono ancora gli schemi del Città di Messina a far davvero male. Dama mette il pallone in mezzo, svetta Grasso e trova il gol del 2-0. È il pericolo numero 1. Le difese avversarie sembrano ancora non averlo capito e allora lo lasciano tutto solo. Non può far altro che trovare il gol del 2-0, festeggiato con il grande amico Dama. Dall'altra parte la Tirrenia con un calcio di punizione dalla distanza siderale, praticamente dei 35 metri. Trova una traversa clamorosa Città di Messina, che invece è molto più concreto, e trova il gol del 3-0. La firma è ancora una volta di Simone Spuria, che sembra finalmente aver ritrovato il feeling con il gol. Sono parecchie adesso le segnature consecutive del numero 9, principe dell'attacco di Mister Cosimini. Festeggia così insieme ai compagni Simone Spuria, noi ce lo gustiamo. Poco dopo però c'è ancora un calcio da fermo per il Città di Messina. Viene tutto fermato dal direttore di gara, che manda anticipatamente sotto la doccia il numero 10 Dimento. Tirrenia, che adesso dovrà recuperare 3 gol di distanza con un uomo in meno. Si fa davvero ostica per la squadra della Tirrenia, che adesso deve nuovamente confrontarsi con gli attacchi del Città di Messina. Il pallone viene messo dentro da Majorana, la deviazione vincente è come sempre di Simone Spuria, doppietta personale per il numero 9, che trova un bel gol in girata con il destro al volo, ma è ottimo anche il suggerimento dalla destra da parte di Majorana. Il Città di Messina ha praticamente chiuso il match già nel primo tempo. Il risultato di 4-0 mette ampiamente al sicuro Mister Cosimini e i suoi. Adesso si permette qualche cambio anche la squadra giallorossa, che fa entrare 3 uomini nella pausa tra primo e secondo tempo della partita. La seconda frazione si apre ancora una volta con un cambio, entra il numero 16 Maurelio Maceli, classe 2003, per Fabio Cordaro. La prima occasione del secondo tempo trova anche il gol di Gennaro, infatti bellissimo, anzi delizioso lo stop con il destro e poi il susseguente esterno destro che manda i titoli di coda sulla partita. Già 5-0, manita per il Città di Messina contro la Tirrenia. Il numero 18, il neoentrato Michele Gennaro, a dimostrazione dell'ampia squadra a disposizione di Mister Cosimini. Ancora una volta un'occasione pericolosa con il numero 18 protagonista. L'azione successiva va a seminare il panico nella difesa avversaria, ci prova con il destro, Dimento riesce a mettere il pallone al lato. Ancora un calcio di punizione, ancora Gennaro a un passo dal gol del possibile 6-0. Poi esce Cafarella ed entra Lopresti. Prestazione positiva per il numero 10 Città di Messina, che ci riprova ancora una volta con Gennaro. Il suo destro di controbalzo si va a stampare sulla parte alta della traversa e finisce fuori. Poi Dama viene esteso, il pallone però finisce a Gennaro. C'è quindi un'azione di vantaggio, deviazione da parte di Nastasi sulla conclusione del numero 18. E allora si salva la Tirrenia, che poi dovrà vedersela con questa conclusione dalla distanza, stavolta di Majorana, che manda di poco alto sulla traversa. Di lì a poco triplice fischio e titoli di coda. Finisce 5-0 per il Città di Messina, che vince ampiamente contro la Tirrenia. E la prossima settimana
sarà impegnata sul campo dei Giovani Leoni. E allora, amici della Wii Sport, il Città di Messina fa 42. Antonio Caroe vi saluta e vi rimanda alla prossima.